appuntamenti di lunedì 13 aprile, prima giornata del 34esimo corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e complessi dalle 9 nella sede OPI in Piazza Danti a Genova. A Palazzo Tursi di Genova c'è il convegno Una nuova visione, il sostegno all'abitare di LGNET, inizio alle 9:30. Celebrazione del 120° anniversario dello stabilimento Alstom di Vado Ligure dalle 10:30 nella sede dello stabilimento in via Tecnomasio 2. Prende il via a Genova la rassegna scientifico-culturale sul cambiamento climatico Impronte alle 15 nell'aula Benvenuto DAD di Unige, la presentazione della mostra Due passi nel clima e l'incontro Continuità ecologica in un clima che cambia con Antonella Provenzale. Per i corsi di cultura di Chiavari in programma lezione di storia del teatro con il professor Giannini alle 16:15 nella sala Livellara di via del Pino a Chiavari. Prosegue il Festival Biblico a Genova al Cinema Nickelodeon alle 16:30, proiezione di Uomini di Dio di Xavier Beauvoir, alle 18:30 l'incontro Tibirne Vive con François Venn e Don Francesco di Comite. Alle 16:45 nel Museo di Sant'Agostino di Genova presentazione del restauro della scultura lapidia della Madonna Immacolata del XVII secolo. La giornalista Annalisa Cuzzocrea presenta il suo libro su Miriam Fai e non scappare mai. Dialoga con la scrittrice Nadia Terranova, inizia alle 18:30 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Al Cinema Spazio Circuito di Genova c'è un reading party con scambio di libri in collaborazione con Chiara Piezzi, inizio alle 18:30. Al Teatro Carlo Felice di Genova c'è il concerto con il Jingles Quartet e la violista Lilli Maiala. Il programma prevede i quintetti per archi di Brahms, inizio alle 20:30.